Le migliori realtà venete, le aziende, le istituzioni e i professionisti che hanno raggiunto livelli di eccellenza. Erano tutti presenti alla cerimonia di consegna dei Veneto Awards 2013, organizzati da MF Milano Finanza, Capital e Italia Oggi, nella splendida cornice del Castello San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso. Tutto è pronto per i Veneto Awards 2013, l'iniziativa di Classe Editori che premia le eccellenze del territorio. Tanti gli ospiti illustri che guardano al futuro con ottimismo e dicono: il 2014 sarà l'anno vincente. Questo è un incontro in cui per un momento dimentichiamo i problemi che ognuno di noi ha e lo affrontiamo, le sfide che ci attendono fin da domani, con uno spirito sicuro di farcela. Ce la faremo, ce l'abbiamo già fatta. I mercati esteri e la capacità di innovare, queste le armi vincenti delle aziende venete che sono riuscite a crescere nonostante la crisi economica e che soprattutto riescono a guardare con ottimismo al futuro. Per questo e per i risultati ottenuti sono stati invitati a salire sul palco per i riconoscimenti. 7 i premi assegnati, a partire da quello per la pubblica amministrazione, consegnato a Union Camere Veneto, attiva per la ricerca e lo sviluppo economico della regione e premiata per essersi distinta nel supporto alle aziende nel difficile processo di internazionalizzazione. E poi alla Biennale di Venezia, presente il presidente Paolo Baratta, a sottolineare un'eccellenza che si è distinta per risultati particolarmente positivi, come un aumento del pubblico nelle manifestazioni del 2013. E a Veneto Sviluppo per la creazione del nuovo ente Friuli Veneto Sviluppo SRG per il supporto alle piccole e medie imprese. La crisi c'è, ma anche da questa si possono trarre punti di forza. Noi nel 2013 abbiamo dovuto necessariamente occuparci principalmente della crisi e quindi di supportare le aziende in questa situazione veramente difficile che hanno attraversato per la maggior parte di esse nel corso del periodo. Però abbiamo attivato degli strumenti assolutamente innovativi perché pensiamo che il tema complessivo sia quello innanzitutto di guardare avanti, di superare il tema della crisi finanziaria, questo credit crunch che ha caratterizzato questo periodo, e di guardare al futuro in termini innovativi. E ancora il premio per la pubblica amministrazione assegnato anche al Centro di Formazione Professionale Maestranze Edili per aver formato con un progetto specifico coloro che hanno lavorato al raddrizzamento della Costa Concordia, contribuendo a esaltare il lavoro italiano all'estero. Noi nel nostro caso, nel nostro piccolo, abbiamo una scuola edile che è il frutto di una collaborazione tra sindacato di lavoratori e sindacato di imprese, che però dà degli ottimi risultati con la formazione dei lavoratori, con la sicurezza, con una serie di iniziative che fanno sì che migliorano la vita di tutti i giorni per i nostri veneti. Dobbiamo essere bravi a esportarlo poi a livello nazionale e internazionale. L'Italia può essere competitiva, ci sono tante eccellenze nel nostro paese, occorre forse solo divulgare i risultati del nostro lavoro all'estero, senza aver paura di osare. È il pensiero di Walter Arzaric, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, che ha ritirato il premio Leone d'Oro per aver saputo valorizzare, divulgare e promuovere il valore artistico e storico del sistema museale. Io credo che è molto importante la passione delle persone, perché la passione porta all'eccellenza. Nel nostro caso specifico noi siamo una fondazione e siamo l'unica fondazione in Italia che non ha bisogno dello Stato, della Regione o del Comune, noi ci autososteniamo. E il Leone d'Oro anche a Morellato, promotore di un nuovo concetto di lusso capace di incontrare la sensibilità del consumatore contemporaneo, pur avendo mantenuto gli stessi valori del passato: tradizione, qualità, armonia. Questa sera veniamo premiati nell'ambito della comunicazione, che per noi è un'area molto importante. Abbiamo costruito un brand dal nulla a Morellato proprio con la comunicazione e recentemente abbiamo acquisito il brand Pianegonda e contiamo di rilanciarlo l'anno prossimo. Bisogna tenere duro, concentrarsi sul nostro territorio e sottolineare l'importanza del Made in Italy. L'ingegnere Massimo Vian, Chief Operations Officer di Luxottica, è convinto che sia questa la chiave del successo. All'azienda è stato consegnato il premio Creatori di Valore. Garantiamo ancora un'enorme importanza dal nostro punto di vista del Made in Italy
con i nostri 8.000 impiegati in Italia e con ancora la maggior parte di tutti i nostri prodotti che sono orgogliosamente prodotti in Italia e direi anche in Veneto con orgoglio. Altra carta vincente sono i giovani. Avere il coraggio di affidare a loro ruoli importanti vale più di tante strategie. È il caso di Diadora, altra azienda premiata nella categoria creatori di valore. È il presidente Enrico Moretti Polegato, 32 anni, a sottolineare questo aspetto. La serata vuole essere un segno di speranza non solo per il Veneto ma per tutto il paese. Ci sono aziende che battono la crisi e aziende come la nostra, guidate da un giovane, fatte da giovani, che parlando a una nuova generazione riescono a superare questo momento. Spero che sia di buon auspicio per tutti. Altri due nomi completano i protagonisti della categoria. Save, società costituita nel 1987 che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia, e Cantina Valpolicella Negrar, cooperativa viva nel cuore della Valpolicella classica, terra storicamente destinata alla vitivinicoltura. Sono state anche le esportazioni a consentire a molte aziende di ottenere una crescita a doppia cifra, superiore al 10%. L'export è uno degli elementi che caratterizzano la regione Veneto a livello economico in Italia. Per questo anche un premio che sottolinea l'importanza strategica dei rapporti economico-commerciali con altri paesi. Un nuovo fronte è quello della Cina. Ed ecco il China Veneto assegnato ad Antonio Zamperla, il primo produttore di giostre in Cina. Sul palco il responsabile amministrazione e finanza Antonio Cecchetto. La voglia di contribuire insieme al successo tutto italiano ha mosso anche il Banco Popolare. Il direttore commerciale Pietro Gaspardo ha annunciato in anteprima che l'istituto ha deliberato di erogare linee di credito per 700 milioni di euro. Banca, territorio e impresa devono convivere assieme seguendo evidentemente delle regole che aiutino la mutualità del reciproco interesse per fare bene banca e per poter servire bene l'impresa che deve crescere e sviluppare bene il proprio business. Senza ovviamente nascondere le difficoltà del mondo del lavoro, con la disoccupazione, soprattutto giovanile, ancora alle stelle, ma con impegno anche questo si può superare. Attraverso la formazione, attraverso la riqualificazione, attraverso la difesa anche delle nostre imprese noi proviamo e possiamo continuare a credere che un tessuto produttivo quale quello del Veneto, al di là dei dati statistici, ha tantissimo ancora da dare e tantissimo appunto da essere preso come riferimento. Class Editori ha voluto anche premiare la responsabilità sociale, la volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche di impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività. Il premio consegnato da Antonio Orlando, vice direttore di Class e Capital, è andato a E Ambiente per la dedizione e l'impegno della dottoressa Gabriella Chiellini. Essere sostenibili, che vuol dire durare in questo mercato sempre più difficile, e cerchiamo sempre di farlo con la massima competenza e quindi con l'eccellenza. E ancora l'azienda Pedon, parte dei suoi proventi sono investiti in progetti di solidarietà internazionali. È un merito che portiamo avanti e coniugando quello che è azienda, profitti, ma anche progetti sociali ed etici. Una serata emozionante con una carrellata di nomi che hanno parlato sul palco per il premio Capital Elite, per chi ha saputo creare prodotti di alto livello destinati però a tutti. È il caso di Texta, leader di mercato nelle apparecchiature per la diagnosi elettronica, la riparazione e la manutenzione di auto, moto e camion, alla cui attività imprenditoriale associa promozione di attività didattica e formazione aziendale. Noi siamo nati circa 21 anni fa, nel 1992, in quegli anni l'automobile ha fatto un grande cambiamento epocale perché le automobili di allora erano praticamente automobili gestite da cose meccaniche. Sono arrivate le prime centraline elettroniche e proprio in quegli anni lì noi abbiamo pensato che i meccanici, gli autoriparatori in generale dovevano per forza cambiare anche attrezzature di riparazione di queste automobili, e allora abbiamo inventato i nostri primi prodotti di diagnosi e lì un po' alla volta, mettendoci tanta passione e facendo in modo che i nostri prodotti siano sempre molto più innovativi rispetto a quello che faceva la concorrenza. L'unica maniera per farci conoscere e entrare in questo mercato è stato proprio quello di fare cose innovative. Le aziende devono tirare fuori non solo il coraggio, ma tanta inventiva, tanta passione e anche delle volte un po' anche di follia
per fare in modo che i loro prodotti siano poi visti in maniera positiva dal mercato internazionale, perché il mercato è cambiato. E ancora un marchio di eccellenza internazionale per abbigliamento e calzature per moto e sci, Dainese. Ai nostri microfoni Vittorio Cafaggi, responsabile marketing istituzionale, parla dell'airbag per motociclisti, ponendo l'accento sulla sicurezza stradale. Ci sono troppe vittime sulle strade e compito di un'azienda virtuosa è trovare soluzioni per proteggere chi guida. Dal 1972 l'impegno è sempre stato quello di trovare soluzioni nuove ed efficaci per proteggere l'uomo nello sport, e parliamo quindi soprattutto dello sport in cui siamo nati, il motociclismo, valori che hanno portato a investire in ricerca e sviluppo cifre consistenti, reinvestendo proprio nell'azienda quelli che erano i proventi derivanti dall'attività. L'airbag per motociclisti, che si chiama DR, è una soluzione innovativa che permette in un tempo brevissimo, 45 millisecondi, di proteggere il motociclista dagli impatti. È un sistema che è già in commercio, che ha richiesto 12 anni di studi per essere immesso sul mercato, ha ricevuto le più prestigiose certificazioni del TÜV Süddeutschland, che è un'azienda molto severa tedesca, e riconoscimenti anche da case motociclistiche che hanno deciso di adottarlo. Tanti ancora i premiati come Forgital Italy, distinti a livello mondiale per la produzione di componenti per l'industria aerospaziale. Sul palco Nadir Spezzapria, il presidente. E ancora Novation Tech, eccellenza nel mercato dell'attrezzatura sportiva. Dobbiamo continuare a fare serate come queste, non per noi aziende, ma per far vedere veramente, non in Italia ma all'estero, cosa sappiamo fare. E a proposito di formazione, il premio anche alla Fondazione QA, eccellenza veneta per la crescita manageriale e professionale. Il tratto distintivo, un fortissimo legame con il tessuto delle aziende del Nord-Est. Il fatto che questa sera mettete insieme più eccellenze di vari settori diversi possono poi anche portare a dei risultati migliori. Parlando di tradizione e cultura veneta non si può non parlare del vino. Anche Gianluca Bisol, direttore generale dell'omonima azienda, Bisol, leader nella produzione di Prosecco DOC, ha ritirato il premio. Dobbiamo anche noi come Paese Italia guardare quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre vocazioni e quelle cose sulle quali possiamo distinguerci. La passerella d'élite, è il caso di dirlo, è stata completata da Galdi con il fondatore Galdino Candiotto, premiata per i 25 milioni di fatturato, 4 milioni di utile e crescita e innovazione costanti. Ed Uvetica, leader nella produzione di piumini, sul palco Giampiero Vagliano. La chiusura della serata affidata a Domenico Ioppolo, Chief Marketing Officer, Classe Editori, ha portato con sé riflessioni sulle strategie di comunicazione. Ed ecco i premi Innovazione Award assegnati a Simone Tomaello, CEO di Missiedo, impresa innovativa che rivoluziona il modo di andare a cena. De Sal con il fondatore Davide Scomparin e le sue idee per cogliere al meglio le opportunità della rete. E la cartiera Favini per il brevetto di un nuovo tipo di carta che risparmia oltre il 15% di cellulosa vergine. La spiegazione dell'ingegner Flavio Stragliotto. E per trarre le doverose conclusioni, che dire? Guardare al futuro con ottimismo, con prospettive positive per i prossimi mesi. Questa la ricetta vincente. La ricetta del futuro è continuare ad avere metodo, etica e passione. Vorrei che faceste un applauso a voi.